Giorno decisivo a Roma per l'elezione dei presidenti della Camera. Dopo lo scontro nel centro-destra ha trovato un'intesa comune anche con il Movimento 5 Stelle sulla veneta Casellati alla guida di Palazzo Madama. L'altro veneto Fraccaro invece bocciato per Montecitorio, scelto al suo posto Roberto Fico. Notte da Far West a Montecchio Maggiore, sparatoria fra carabinieri e banditi in zona industriale, uno dei malviventi ferito. Indagini serrate a Cavarzere per individuare gli autori della violenta rapina in casa, vittime madre e figlio anziani. Intanto in paese serpeggia la paura. Ieri i funerali della 43enne ucraina uccisa a Cornuda, le lacrime del dottore Trevigiano, nuovo amore per il quale la donna aveva lasciato il convivente Pascal. Voleva un figlio da me, dice. Giro di fatture farse per 7 milioni di euro, scoperto dalla Guardia di Finanza nel porto guarese, coinvolte aziende del settore delle lavorazioni meccaniche. Si fingono tecnici del gas o dell'acqua e usano uno spray urticante per simulare un problema distraendo e derubando le vittime. La nuova truffa ha già mettuto diverse vittime anziane a Treviso. La nuova linea di vaporetti in arrivo dal 29 marzo a Venezia, si chiamerà Uno Barrato in Canal Grande, un vaporetto dunque ogni 4 minuti, potenziati anche i collegamenti con le isole. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che va subito a Roma perché è la giornata decisiva oggi, quella per l'elezione dei presidenti delle Camere, quindi del Senato e della Camera dei Deputati, e c'è Maria Elisabetta Casellati, forzista veneta, rodegina di nascita, padovana di adozione, veterana del Parlamento, che è vicinissima ormai alla guida di Palazzo Madama al Senato. È il risultato di un ribaltamento delle intese delle ultime ore. Sono state ore convulse, come sappiamo, a Roma sulle trattative proprio per la scelta dei nomi per Senato e Palazzo Madama. La scelta dunque dell'intesa comune su Maria Elisabetta Casellati è arrivata proprio nelle ultime ore. Ci eravamo lasciati ieri con la rottura forte nel centrodestra dopo che Matteo Salvini aveva annunciato una intesa per votare Anna Maria Bernini, forzista al Senato, con l'appoggio del Movimento 5 Stelle, ma era un nome che non voleva invece il vertice di Forza Italia, che insisteva ancora su Paolo Romani, e per questo ieri Silvio Berlusconi aveva parlato di una coalizione rotta, di una rottura dell'alleanza nella notte, tentativo in extremis di ricucire nel centrodestra e quindi di fatto la convergenza sul nome di Maria Elisabetta Casellati, quindi diventerebbe Presidente del Senato. Aspetta di fatto soltanto la votazione che è in corso ed eventualmente poi la proclamazione ufficiale. Questo per quanto riguarda il Senato, mentre l'altro fronte veneto, ovvero Riccardo Fraccaro, invece, che vede bocciare la sua nomina alla presidenza della Camera, il trevigiano Riccardo Fraccaro, perché proprio nel gioco della trattativa e dell'intesa su Maria Elisabetta Casellati c'è stato il veto di Forza Italia del centrodestra su Fraccaro, e quindi il Movimento 5 Stelle che ha puntato sull'altro esponente pentastellato che era in corsa per la Camera a Montecitorio, e cioè Roberto Fico. Quindi questa è la situazione in questo momento a Roma, con le votazioni in corso sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, e quindi Maria Elisabetta Casellati veneta alla presidenza del Senato e Roberto Fico invece alla presidenza della Camera. Ovviamente vi aggiorneremo con tutti i dettagli di questa altra giornata importante, con veneti protagonisti a Roma questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Adesso invece andiamo a parlare della cronaca, e la cronaca ci porta subito a Montecchio Maggiore nel Vicentino, perché c'è stata una sparatoria nella notte in zona industriale, una sparatoria fra carabinieri e banditi. C'è anche un malvivente ferito. Si trova sul posto e sta seguendo questa vicenda per noi Gabriella Basso. Gabriella, quali sono le novità? Buongiorno da Montecchio. Come ben dicevi tu, stanotte intorno alle 4 si è scatenato l'inferno in zona industriale
di Montecchio Maggiore, siamo ad Alte, scatta un allarme di una delle tante aziende che popolano Viale del Lavoro. Sul posto giunge una vettura, un'auto dei carabinieri che secondo una prima ricostruzione intercetta 2 auto rubate, al cui interno ci sono dei malviventi. Ne nasce un breve inseguimento, una delle auto, una appunto bianca, si infila in via Suderi, una laterale di Viale del Lavoro, un vicolo cieco. Intanto però ne nasce anche una sparatoria, i banditi abbandonano l'auto, i seguiti tallonati dai carabinieri abbandonano l'auto, uno di loro però rimane ferito a terra, anche se in maniera non grave. Gli altri invece scappano attraverso un'azienda lì dove si sono fermati con l'auto e fanno perdere le loro tracce. Il bandito ferito intanto è piantonato a San Bortolo di Vicenza. Da Montecchio per il momento è tutto, ovviamente maggiori particolari edizioni di questa sera del nostro telegiornale. Buona continuazione. Grazie a Gabriella Basso ed è Caccia ai banditi anche che hanno messo a segno 2 notti fa la violenta rapina nell'abitazione di Cavarzere, come sappiamo vittima madre 95enne e figlio 70enne. Il punto sulle indagini con Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Cavarzere, dove caccia i rapinatori che nella notte tra martedì e mercoledì hanno aggredito e malmenato in casa il 70enne Rolando Moschini e la madre Elide di 95 anni nella frazione di Rottanova. L'elemento principale di questa indagine è proprio la testimonianza di Rolando, secondo cui questi 3 banditi sarebbero certamente di nazionalità rumena. Hanno parlato a lungo con lui, ha raccontato l'uomo ai carabinieri con un accento per lui inconfondibile, perché quest'uomo ha vissuto 8 anni in Romania ed era anche sposato con una donna del luogo, quindi afferma di riconoscere con certezza l'accento rumeno. Quindi questo è l'indizio principale su cui si muove l'indagine dei carabinieri, mentre tra i 426 abitanti della frazione, che dista circa 5 km dall'abitato di Cavarzere, sale la preoccupazione, perché dicono: se dei malviventi ci prendono di mira, qui non abbiamo nessuno che ci protegge. Sono arrivate anche dichiarazioni da parte del sindaco di Cavarzere, Henry Tommasi, che ha espresso vicinanza alle vittime a nome di tutta la comunità. Ha detto: in queste circostanze non si sa mai come commentare, quanto avvenuto è gravissimo, soprattutto per la violenza commessa contro 2 anziani inermi. Poi ha promesso che farà di tutto il comune per aiutarli anche da un punto di vista economico se dovesse essere necessario, e si è augurato che questi delinquenti vengano catturati il prima possibile, perché quanto avvenuto crea davvero un allarme sociale nella zona. Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie anche a Tommaso Stoppa, lo accennavi tu nella tua diretta telefonica. In paese serpeggia ovviamente la paura. Oggi come oggi sui piccoli paesi si vive così, col terrore, con la paura. Abbiamo una certa età ma non siamo più tranquilli, non siamo sicuri a casa nostra, insomma, ecco. Le forze dell'ordine non possono, più di tanto non possono fare, perciò noi non possiamo difenderci, perché come facciamo? Non si può. Loro sì fanno tutto quello che vogliono, ma noi no. Siamo meno protetti degli stranieri, quello è vero. Loro non guardano in faccia se sei giovane, vecchia o cosa. Vanno per un compito e lo svolgono, basta. C'è rabbia a Rottanova dopo la rapina nel cuore della notte ai 2 anziani, ma anche rassegnazione. Siamo circondati della delinquenza, perché abbiamo di tutto qua. Abbiamo bianchi, neri, kosovari, rumeni, abbiamo di tutto. Prima non era così, adesso hanno cominciato a dare dalle famiglie a gente anziana, perché qui è un paese di anziani, non è un paese di giovani. E se ne approfittano, perché vanno dappertutto, rubano, maltrattano la gente, fanno di tutto. Qualcuno poi racconta: noi qua abbiamo i nomadi, abbiamo tre e siamo protetti dai nomadi. Qua non fanno niente, 3 campi, 3 gruppi, no? Quanti ce n'è? Rom, sono Rom, nomadi Rom. E poi ci sono i giustrai, qui sono un po' cattivetti, i giustrai sono cattivi, non possiamo dire niente.
Adesso torniamo a parlare della vicenda del giallo di Cornuda, un giallo ancora aperto con la morte di Sofia Melnik e un omicidio ancora senza un colpevole accertato. Ieri intanto c'è stata la cerimonia funebre del 43enne ucraina, presenti la famiglia della donna, la famiglia anche di Pascal, quello che era il convivente ufficiale, poi c'era anche il nuovo amore, il dottore trevigiano per il quale Sofia aveva lasciato appunto Pascal. Sentiamo il suo ricordo commosso della donna. Qual era il sogno di Sofia? Quello che hanno tutti, voleva Lorenzo. Aveva già dato un nome, Sofia Melnik, a quel figlio che non avrebbe avuto il tempo di avere, quel figlio che voleva con l'uomo di cui si era innamorata, il medico radiologo Placido Maugeri, inconsolabile alla cerimonia per l'addio a 4 mesi dalla sua scomparsa, della 43enne ucraina assassinata, il cui corpo è stato ritrovato senza vita sul Grappa la vigilia di Natale. Bella, solare Sofia, con una vita che voleva lasciarsi alle spalle, quella con Pascal Albanese, e un futuro da costruire con il nuovo amore. È arrivato un momento in cui forse nella sua vita, chi lo sa, arrivava un momento di quiete, voleva realizzare quello che voleva. Era una donna che le mancava, credo, questo passo di mamma, e quindi credeva che era il momento giusto. E l'ho amata anche per quello, perché ho visto che c'era una svolta nella sua vita, e quella svolta è capitata a me. Parla e piange Maugeri, che racconta di una donna semplice che trovava la felicità nei piccoli gesti e sognava una famiglia, e che da ovunque si trovi ora lascia un messaggio forte a chi resta. Ci stai dicendo vivete la sta vita, perché ce n'è una sola, e come meglio potete, senza fare male a nessuno, se possibile. Alla fine della cerimonia ha abbracciato la madre e la sorella di Pascal Albanese, Maugeri, che sul rivale su cui pesa il sospetto di aver ucciso Sofia dice soltanto: poveretto, anche lui è un infelice, anche lui ha vissuto la sua vita come ha potuto. Non c'è odio quindi per lui? No, ma assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Ha vissuto con lei, quello mi fa piacere, e a lungo. E deve essere stata anche una bella storia la loro, finché è durata. Si fingono tecnici del gas o dell'acqua e una volta in casa spruzzano una sostanza urticante e convincono la vittima a riporre gli oggetti in oro nel frigo perché non vengano corrosi. Poi fuggono con il bottino, rubando appunto quanto è stato riposto dalle vittime. Il nuovo modus operandi di una coppia di truffatori che a Treviso ha già raggirato 2 anziani in 2 diverse occasioni. Ancora truffe e danni di anziani, raggiri che si evolvono sempre più studiati e strutturati per cogliere di sorpresa la vittima di turno facendo leva sulle sue paure. Qualche giorno fa a Treviso, appena fuori mura, 2 uomini tra i 40 e i 50 anni si sono presentati alla porta di un anziano spacciandosi per tecnici dell'acquedotto che con la scusa di verificare una perdita dell'impianto sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Approfittando della distrazione del padrone di casa hanno spruzzato una sostanza urticante che emanava un forte odore. A quel punto, dicendo che il composto chimico poteva corrodere gli oggetti in oro e i contanti, hanno convinto l'ignara vittima a riporre tutto in un sacchetto all'interno del frigorifero. Per completare il piano, la coppia di malviventi ha fatto esplodere dei petardi per far evacuare la casa e, sfruttando il momento di panico e confusione del signore, sono riusciti a prendere dal frigo i preziosi e a fuggire. 2 gli episodi registrati a poche ore e a qualche chilometro di distanza l'uno dall'altro. Stesso modus operandi e anziani come vittime che, resisi conto di quanto accaduto, hanno denunciato tutto alla questura che ora sta indagando per risalire agli autori delle truffe. La polizia però avverte la popolazione di prestare particolare attenzione a chi suona alla porta fingendosi un tecnico del gas o dell'acqua e di avvertire tempestivamente le forze dell'ordine in caso di situazioni sospette.
La Guardia di Finanza di Portogruaro ha denunciato 7 persone coinvolte in un giro di fatture false per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro. Al centro della truffa alcune aziende operanti nel settore delle lavorazioni meccaniche che attraverso documenti fittizi qualificavano artificiosamente come prestazioni di servizio veri e propri rapporti di lavoro dipendente. Uno schema fraudolento che aveva lo scopo di consentire a una delle imprese coinvolte la creazione di indebiti crediti IVA da utilizzare a proprio vantaggio per compensare altre posizioni debitorie con il fisco per ottenere rimborsi non dovuti di imposte. Un altro raggiro invece scoperto dai carabinieri del NAS di Padova e dalla stazione di Tregnago a Verona, che hanno sequestrato un centro dentistico nel centro del paese. I militari hanno appurato che all'interno dell'ambulatorio veniva regolarmente esercitata la professione sanitaria, benché mancasse la obbligatoria speciale autorizzazione del sindaco prevista dal testo unico delle leggi sanitarie. A inizio mese, nonostante la carenza di questo indispensabile requisito, la società responsabile dell'attività aveva inaugurato lo studio offrendo ai clienti anche vantaggiose offerte. Adesso andiamo a Bassano del Grappa e la nostra Vanessa Banzato ci racconta in diretta telefonica un'operazione del commissariato di Bassano. Vanessa, a te. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano, davanti alla discoteca armati di coltelli e con 300 euro di marijuana pronta per essere ceduta ben nascosta sotto un sedile in automobile. 3 giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono stati denunciati a vario titolo per porto abusivo d'armi aggravato e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione della polizia del commissariato di Via Pecori Giraldi ieri sera davanti a un locale di Rosà, un 19enne rosatese in particolar modo è stato trovato con in tasca un pericolosissimo coltello a farfalla, uno di quelli che vengono utilizzati proprio per l'aggressione, per ferire qualcuno, quindi non certo come coltellino per tagliare la mela al picnic. Un 21enne invece aveva un coltello con lama a molla. Il terzo ragazzo, 20enne di Granella di Tete sul Brenta, si è assunto la paternità di tutto lo stupefacente che è stato rinvenuto ben nascosto, si diceva, in automobili, in una scatola, e c'erano già le dosi pronte per essere cedute, per essere vendute, e c'era anche un attrezzo che viene utilizzato per macinare i semi dello stupefacente, della marijuana. E appunto entrambi, tutti e 3, sono stati denunciati e adesso forse verranno presi provvedimenti anche per un quarto ragazzo che era con loro. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. I carabinieri di San Donà invece hanno scoperto che un 35enne albanese titolare di un bar a San Donà usava il proprio bar come base di spaccio per la droga. È stato quindi arrestato. Il bar si chiama Luna Rossa. Era vero e proprio al centro di una rete di spaccio di cocaina. Era infatti nel locale che l'uomo incontrava i clienti a cui cedeva la droga. Numerose le cessioni protratte nei mesi che hanno permesso quindi agli investigatori di chiedere e ottenere alla Procura di Venezia la misura della custodia cautelare in carcere. A Treviso adesso per l'ultimo capitolo delle vicende dell'ex presidente del Treviso Calcio, Nardin. La Suntrace di Silè è stata dichiarata fallita. L'azienda, che prima faceva capo all'imprenditore Tiziano Nardin, ex presidente del Treviso Calcio, e che da qualche mese era diventata società a responsabilità limitata semplificata con il figlio Stefano, legale rappresentante, ora ha chiuso i battenti. A presentare l'istanza che ha messo la parola fine 2 calciatori del Treviso Calcio. La coppia di calciatori, entrambi in maglia bianco-celeste la scorsa stagione, ha infatti chiesto ed ottenuto il fallimento dell'azienda. Erano creditori di qualche migliaia di euro ed avevano cercato ogni strada percorribile per avere i loro soldi. L'azienda aveva offerto loro una proposta di pagamento rateizzato per riavere l'intera somma entro il 2018, spiega l'avvocato Biasi. La proposta tuttavia non è stata accettata. Uno dei 2 calciatori ha presentato l'istanza di fallimento, a cui il collega ha poi aderito. L'azienda era nata come impresa di impianti fotovoltaici e faceva da garante per i pagamenti dei calciatori. Da oggi è stata scritta la parola fine di un iter giudiziario davvero spinoso. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, e si ritorna alla cronaca per parlare di un magazziniere infedele a Padova, un uomo che lavorava
per l'azienda da 28 anni e che l'ha letteralmente depredato. Quell'abito sul quale avevano messo gli occhi alcune commesse non era più arrivato sugli scaffali del negozio, eppure in magazzino doveva essere arrivato, così come la camicetta in chiffon. I sospetti portano dunque alla denuncia ai carabinieri e quindi scatta l'indagine e le telecamere posizionate svelano un magazziniere che prende un abito e se lo porta via senza passare per la cassa. Non un magazziniere appena assunto, anzi un uomo fidato che si era conquistato la fiducia in anni di lavoro, ben 28. In casa dunque i carabinieri trovano parecchia merce, pare tutta proveniente proprio dal magazzino della Rinascente di Piazza Garibaldi per circa 8.500 euro. Per il 56enne residente in città a Padova è scattato l'arresto. A casa aveva vestiti ma anche profumi e borsette. L'inchiesta non è ancora chiusa e promette ulteriori sviluppi. Nell'attesa di eventuali decisioni dell'azienda, il magazziniere è in ferie dal giorno del provvedimento restrittivo. A proposito di sicurezza, sempre a Padova arriva la pistola elettrica. Padova è stata infatti scelta per la sperimentazione con le nuove armi che saranno in uso alle volanti. I sindacati però chiedono regole chiare. In arrivo la pistola elettrica per la polizia padovana. La polizia del futuro al suo cinturone avrà anche il teaser. Padova è stata scelta insieme ad altre città per l'avvio della sperimentazione di quello che comunemente viene chiamato storditore elettrico, lo stesso che già utilizzano in America e in Inghilterra. Il prefetto Vittorio Rizzi della Direzione Centrale Anticrimine ha diramato la circolare alle questure annunciando l'introduzione della nuova arma. Sono quindi in arrivo dall'estero 30 teaser modello CEV X2. Gli apparecchi saranno messi a disposizione dei poliziotti della volante che ovviamente dovranno seguire un percorso di adeguata formazione. Carabinieri e Guardia di Finanza verranno coinvolti in un secondo momento, a sperimentazione terminata. A frenare l'entusiasmo il sindacato. Attendiamo la circolare esplicativa, dicono, sull'utilizzo di questo nuovo strumento. Adesso i trasporti a Venezia, lungo i canali di Venezia, aumentano i battelli in Canal Grande con il nuovo orario estivo di ACTV in vigore da fine mese. Una nuova linea di vaporetti, l'Uno Barrato, percorrerà il Canal Grande dal 29 marzo dalle 9 alle 17 di ogni giorno, con partenze ogni 12 minuti nella tratta Piazzale Roma Rialto e fermate a ferrovie a Riva di Biasio, San Marcuola, San Stae, Cadoro e Rialto Mercato. Una decisione presa da Comune ACTV per garantire battelli meno affollati, soprattutto ai residenti, tradizionali utenti della linea 1. Vale la pena forse riassumere il tutto dicendo che con la prossima estate in Canal Grande sulla tratta Piazzale Roma Rialto ci sarà mediamente un battello ogni 4 minuti e sulla tratta Rialto San Marco ci sarà un battello ogni 6 minuti. Ma le novità del nuovo orario estivo di ACTV non finiscono qui, anche le altre modifiche vanno in direzione di migliorare la qualità negli spostamenti per i residenti, collegando più frequentemente la città con le isole. Non possiamo e non dobbiamo assolutamente trascurare le altre due novità importanti, che sono quelle che tengono alla linea 6, che verrà portata anche di giorno festivo, e la linea 3 per Murano, che verrà portata, la cui frequenza verrà portata da 20 minuti attuali a 15 minuti per raggiungere servizio all'isola di Murano. Nel pomeriggio saranno poi organizzate delle corse di rinforzo sulla tratta San Marco Piazzale Roma attraverso il canale della Giudecca, che scatteranno solo quando verranno registrati particolari condizioni di affollamento, nel tentativo di evitare sovrapposizioni tra residenti e pendolari. Novità che costeranno ad ACTV intorno al €1.000.000, pari a 5,5 mila ore in più di navigazione all'anno, ottenute tramite razionalizzazioni della spesa interne alla compagnia, senza alcun finanziamento aggiuntivo da Cafarsetti. La Confartigianato di Castelfranco compie 60 anni e c'è un ricco programma di iniziative per celebrare questo evento. 1958-2018, 60 anni di attività al fianco delle imprese del territorio. La Confartigianato di Castelfranco taglia questo importante traguardo. 6 decenni fatti di successi, ma anche dei momenti più difficili di una crisi iniziata 15 anni fa e che ha segnato le aziende, ma il peggio ormai sembra essere alle spalle. Abbiamo appena raggiunto la riva del fiume e credo che da quest'anno possiamo iniziare a pensare che sicuramente in maniera un po' più positiva. Per questo compleanno speciale è stato realizzato anche un nuovo logo dove ogni colore rappresenta le singole categorie della Confartigianato, colori però che non restano isolati ma che si fondono tra loro. Ci sono delle categorie che sono in rete praticamente tra loro, questo vuol dire anche
sviluppato nel logo, praticamente uno che crea movimento e anche che si amalgamano tra di loro. Tra i principali appuntamenti in programma per i 60 anni della Confartigianato di Castelfranco: il 5 aprile un convegno sulle prospettive future dell'artigianato, a giugno la premiazione dei soci che con il loro lavoro hanno raggiunto importanti traguardi e a settembre la festa degli associati e delle loro famiglie. Per questa occasione ogni azienda potrà realizzare un cortometraggio per presentare la propria attività. Verrà creato un vero e proprio film documentario che darà un'immagine dell'attività di Confartigianato insieme a tutti i nostri soci, di quello che è il saper fare e il saper produrre nel nostro territorio. Siamo in chiusura, un aggiornamento da Roma perché è in corso lo spoglio per Camera e Senato. Alla Camera è stato ufficialmente eletto come Presidente della Camera Roberto Fico, come vi dicevamo, il rappresentante del Movimento 5 Stelle campano, che di fatto ha tolto il posto a Riccardo Fraccaro nel gioco di veti incrociati alla Trevigiano Fraccaro. È in corso lo spoglio in Senato con Maria Elisabetta Casellati, la veneta. Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia, che è vicinissima ad essere eletta Presidente del Senato. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà un sabato caratterizzato dal bel tempo prevalente su tutte le nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio del 24 marzo. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste piogge, ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche addensamento, ma del tutto innocuo. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi in aumento oscillanti tra i 7 e i 12 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione sarà bel tempo, prevalenza di sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso sui settori meridionali ma senza piogge, ma più spazi soleggiati altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.